Con Stefano Pasquini, come è nato il Teatro da Mangiare? È nato un po' per caso e un po' come conseguenza delle nostre esperienze di vita. Viviamo in campagna, coltiviamo la terra, trasformiamo i prodotti che raccogliamo dalla terra e facciamo teatro. E un giorno tutti questi elementi si sono messi assieme e ci siamo trovati attorno a un tavolo, noi attori, io, Paolo e Maurizio, a raccontare la nostra vita agli spettatori che stavano seduti, e mentre facevamo questo racconto autobiografico, con i nostri prodotti preparavamo anche da mangiare, così è nato tutto. Quindi siete proprio voi che portate da mangiare cucinando voi stessi ai commensali? Esatto, la maggior parte dei prodotti che utilizziamo vengono dai campi delle Ariette, la farina è quella del grano che coltiviamo e che andiamo a macinare in un mulino a pietra che ha pochi chilometri da casa nostra, le uova sono delle nostre galline, insomma tutto, naturalmente il sale lo compriamo, l'olio non lo produciamo, quindi anche quello, però ecco, lo spirito è quello di portare delle cose che sono dei pezzi della nostra vita. E qual è la reazione dei commensali dopo aver fatto una cena con voi? Di solito digeriscono bene perché gli diamo delle cose leggere, ma la reazione di solito è molto bella, è una reazione di affratellamento. Ci incontriamo attorno a questo tavolo e quando ci troviamo siamo sconosciuti. Quando lo spettacolo finisce abbiamo la sensazione invece di conoscerci da tempo. E è quello che vi aspettate un po' anche da questa sera? Questa sera ci aspettiamo che succeda quella magia che fa sì che le nostre storie evochino nei nostri commensali altre storie che appartengono a loro e che possiamo fare quindi un bel viaggio insieme.